Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, anche se non si dovrebbe dire, è il 24 di dicembre 2024 e per smaltire in previsione dei vari pranzi e cenoni siamo venuti a fare una camminatina sulle colline trevigiane, prealpi trevigiane. Più precisamente siamo nel comune di Miane. Abbiamo parcheggiato la macchina su uno spiazzo sulla strada che sale al rifugio Posa Puner. Non vi nascondiamo che vabbè che non siamo in Trentino, ma insomma la neve l'hanno spalata dalla strada, ma ci hanno lasciato su una crosta di ghiaccio che metà basta, che venire su va bene, tornare giù dopo boh. Comunque parcheggiando lì intraprendiamo questa mulattiera che si chiama Triol dei Cavai. La nostra destinazione di oggi sono uno o tutti e due i bivacchi Selvedella, nuova e vecchia. Adesso andiamo lì che ci mangiamo una bella pasta ai fagioli calda. Gradi partenza della macchina -1. Siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Quella lì in fondo che riflette la luce è la laguna di Venezia. Fortunatamente oggi la giornata è sufficientemente tersa e quindi si riesce a vedere. In quarantina di minuti dal parcheggio arriviamo a questo bivio con indicazioni per Malga Mont, Malga Pian e rifugio Posa Puner e prendiamo a destra. Qua vedo dei cartelli e dei segnali, penso CAI, forse bianchi, boh, sarà sì. Dove portano questi cartelli? Casera, Salvedella Vecchia, un quarto d'ora siamo arrivati, e Val Pisador, Scarlir, vabbè. Arrivati qui, qua comincia a scendere e si va verso il Salvedella Nuova e noi andiamo di qua al Salvedella Vecchia a vedere come è messa, perché mesi fa ho letto delle brutte notizie sul Salvedella Vecchia. Eccola qui, Salvedella Vecchia. Queste qua sono le vecchie stalle, ovviamente ristrutturate e ripristinate, anche perché, come potreste leggere qua, il giorno in cui verrete, questi pascoli, diciamo, della zona di Salvedella risalgono ai primi del 1600, quindi poi ci sono altre date antecedenti, 1357, ma è inutile che vi leggo tutto, quindi vi consiglio di venire qua e acculturarvi un po' perché è molto interessante. Io che non leggo mai, questa me la sono letta tutta, è molto interessante. Qua oltretutto c'è qualche furbacchione
a quattro zampe che giustamente ne approfitta e viene a mangiarsi un po' di erba secca e magari un po' a ripararsi quando il tempo non è il massimo. Oltre a quello, come sempre, ci sono anche alcuni stronzi che se non scrivono in giro e non dimostrano la loro idiozia non sono contenti. Bravi, bravi, sono proprio artisti sì. Ma andiamo a vedere la casera, va, se c'è qualcosa da vedere. Andiamo a vedere dentro com'è. Ti si sbatte i piedi dalla neve. Là. Oh, qua. Solo un paio di porte. Proviamo con la prima. Proviamo con la prima. Là. Ecco. Questo è quello che intendevo. L'avevo letta bene. Adesso io dico, questi qua hanno la mamma che lavora sul terraglio sotto un palo della luce, che fa servizi orali. Perché cazzo dovete venire qua a distruggere le robe degli altri? Cosa avete nel cervello? Più che la merda, neanche la merda, perché almeno la merda è utile a qualcosa. Cioè non avete niente nel cervello, il vuoto assoluto, siete fighi, avete rotto le finestre di una casera, wow, che fighi che siete. Questa qua è gente che doveva morire da piccola, doveva nascere e essere uccisa perché, vedi, dopo cosa combina. Dopo io sono cattivo. Sì, beh, andiamo a vedere dall'altra parte, va. E dall'altra parte idem con patate, guarda qua, vetro rotto, cazzo che fighi che siete. Spero che magari tra di voi ci sia qualcuno che veda i miei video, e se volete vi do l'indirizzo e vi spiego io come ci si comporta in montagna. Non sono grosso, ma sono cattivo quando che succede queste robe, quindi se volete contattatemi, che ve spacco e manco, sino spacchi più veri. Comunque, non so se siano sempre state così o dopo questi avvenimenti. Come avete visto dall'altra parte è uno stanzone vuoto. Di qua c'è solamente il focolare. La legna ve la andate a trovare, ci sono un paio di pinze per girare la carne. Vedete, per colpa di stronzi come voi, dopo i bivacchi vengono chiusi. Dopo vi lamentate, non ho chiuso i bivacchi, bisogna andare dal sindaco a domandare le chiavi, qua e là. Qua, il libro del bivacco, che magari piuttosto che qua lo mettiamo dentro di qua, che sta un po' coperto perché già qua è tutto quanto umido. Guarda qua, a sua detto. Va bene, andiamo a mangiare un pezzettino di cioccolata, va. Dalla parte di qua, oltre al super mega panoramio sulla Val Belluna e tutte le montagne circostanti, che come al solito vi metterò una foto di peak name, vabbè, insomma, non so i nomi. Di qua c'è un altro pezzo di stalla, un po' più chiuso, ovviamente tutto quanto rimesso a nuovo perfettamente. Mio amore. E non è per fare pubblicità, perché non me ne frega niente, ma questo gusto qua penso sia il migliore, se non uno dei migliori. Caramello salato. Ciao notte. Vabbè, lasciamo Salvedella Veccia, che tra l'altro lì c'è una targa
che spiega che nel 1944 è anche stata base di alcuni partigiani per la liberazione d'Italia. Ecco, e dopo viene qua e spacca i veri, bravi, che magari c'è gente che pensa anche a come che pensava i partigiani, ok, sicuramente, no magari. E adesso andiamo verso Salvedella Nuova, o Nova, che dir si voglia. Torniamo un attimo indietro fino alla strada principale e ve la facciamo vedere. Allora, lì in fondo Salvedella Vecchia, ritorniamo sulla strada e scendiamo un pochino per di qua. Ecco che a 5 minuti dal bivio per Salvedella Vecchia sbuca anche Salvedella Nuova. Ma perché nuova e vecchia? Sembra più nuova. Non lo so perché nuova e perché vecchia. Perché sono tutte quante due ristrutturate. Me l'avrebbe detto giusto. Quella là l'epoca della seconda guerra mondiale. Cioè che c'era i partigiani. Ma c'è una sedia dentro. Questa qua l'avranno fatta dopo. Fuori all'aperto c'è un bel barbecue con 2 comodi tavoloni con annesse panche per fare la griglia. E adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Il bivacco è un luogo nato per essere d'aiuto e di supporto a chi va in montagna, un riparo sicuro per l'escursionista, un punto d'appoggio e una salvezza. Vandalizzarlo è degno di inciviltà, mette in pericolo ogni escursionista senza alcun rispetto verso i volontari che ne hanno cura e lo mantengono per attivo con molti sacrifici. La risistemazione, pulizia e riapertura hanno un costo che è pagato da tutta la cittadinanza. Ecco, capito, Ci teste sono di qua minchia. Col Col di Gai, consumato la legna nel piazzale, finestre, lasciato rifiuti di sotto finestre. distrutta la stufa, Costa e i curta, tubi, distrutta la stufa. dei Bivacco dei loft, loft, escrementi, ghiga da vomito. fuoco, cagare in giro e tutto quanto. Salvedella Salvedella Vecchia. 10 finestre, sassaiola con rottura dei copi del tetto, asportazione degli stessi e abbandono dei rifiuti. Ecco, voi siete dei pezzi di merda, E lo volete capire? Cominciamo con l'immondizia. E qua Ma incominciamo non sono anche passati senti a farsi costicine? con l'onto, era odore da fumo, quindi sì, sono venuti spesso, bottiglie piene, quindi le hanno lasciate per il prossimo. Qua tutto sommato, Un po' sporco. però poteva andare peggio, dai. Comodo tavolone con le panche, finestre intere e stufa economica, fidatevi, c'è, anche se non si vede perché non ho voglia di accendere la pila. C'è una griglia per terra, di sopra comoda scaletta e c'è un primo tavolato qua, ci sta comodi in 2, 3, 4, finestrella per il panorama, vediamo il panorama sul bosco, ok. Di qua sì, di qua non si sono comportati proprio benissimo, hanno lasciato coperte a terra, ci hanno anche camminato sopra con le scarpe di sicuro, sono tutte sporche. Qua c'è un bel lettino a castello, altre 2 brandine, quindi 4 posti letto ufficiali e che altri si dorme in terra. Sembrerebbe ben coibentata, ben chiusa insomma, quindi una volta accesa la stufa si dovrebbe anche riscaldare, però come sempre non si ha così i posti, ma casa vostra, se mi invite casa vostra, si contenti se vi ha sul disastro in giro? No, bisogna sistemare le robe. Mi non tocco adesso perché non so cosa che avevi fatto sopra su sta coperta, dite fra mieti, insomma. Ah, signor, che gente. Certo che, non imparerei mai a vivere al mondo. Si proprio nati sbagliati. Era qua la stufa che col controluce si vede. Bene, adesso mangiamo qualcosina. Presto però. Cicchetto, salamino e taralli. Tarallucci fragrantini. Salamino cacciatore. Ma avevo mai detto che è il corteo de Bear Grylls, allora qua, BG Bear Grylls, ovviamente roba che arriva, sai benissimo, dal sito con l'insegna rossa, AliExpress,
il taglia da Dio comunque, mai fatto il filo, taglia perfettamente. Buono salamino, e anche i croccantini qua. Siccome l'abbiamo messa ai voti, e visto che questa sera c'è una bella cenetta di pesce che ci aspetta, non facciamo troppo fondo con la zuppa di fagioli, pasta e fagioli. A questo punto faccio così, stappo una biretta, cin cin, salute a voi amici miei, finiamo salamino e 2-3 tarallucci, puliamo le nostre scoasse e torniamo verso la macchina che dobbiamo andare a fare le ultime 2-3 spesette per stasera. Quindi dopo il ritorno è uguale, stesso identico, e vi ribadisco, tenete puliti questi posti che se no vi auguro tutto il male che vi possa capitare se non rispettate le cose degli altri, capito? Imparate a vivere e a stare al mondo, che prima o dopo becchi quello del formaggio che fa del male. Ci vediamo alla macchina, ciao! Ecco, mi sento di darvi giusto un consiglio. Se venite in questo periodo, che come vedete c'è la neve, siccome i ramponcini costano poco e non pesano niente, questi qua, quelli comodi, qui là così, metteteveli, perché sotto a 1 millimetro di neve è tutta una lastra di ghiaccio, è un attimo svolare e spaccarsi qualche ossa. Tutto qua. E tu vuoi là? Fiossi, siamo ritornati alla macchina che si è intinta come barba, ti vedi, hai fatto tutta apposta. E la mia con cosa in tinta? Con niente. Con niente. Passeggiatina. No, sei il contrario. Vabbè, dopo giro. Okay. Passeggiatina molto carina e semplice. Saranno digestiva, diciamo. Sì, digestiva in preparazione ai cenoni di queste giornate. E saranno 200-250 metri di dislivello, penso. Ma però è un attacco per tanti altri passeggiati. Però sì, poi da Salve della Nova ci sono altri 2-3 bivacchetti che si possono andare a fare, che magari sta primavera andremo a vedere. Niente, vi lascio le live, che tanto se non che c'è campo non carica, quindi non so dirvi di preciso i dislivelli. Se vi è piaciuto il video lasciateci un mi piace, se non vi è piaciuto va bene stesso, iscrivetevi al canale e se no caghevi addosso. Ciao Fiossi, ciao Fiossi!